Comunque andare in bici in Cina è fantastico, è una delle cose che apprezzi di più in questo paese. Queste biciclette sono anche meglio, sono di Meituan, sono fantastiche perché hanno una batteria, puoi fare anche 20 km, un altro brand ovviamente. Sto andando al barbiere perché questi capelli sono diventati ingestibili. Io prima abitavo proprio in quella casa lì dove c'è quella specie di scritta rossa al secondo piano. Shentaosha. Diciamo che io abito in una delle zone più povere della città o comunque meno sviluppate. La cosa positiva è che comunque il tessuto sociale non è bruttissimo, anzi è una zona molto tranquilla dove comunque c'è tutto. Vi faccio vedere la strada principale che si chiama Hezuozie. Comunque sia una zona che sta migliorando molto. Per esempio questa strada e questa strada l'anno scorso non c'erano, era tutto, diciamo, distrutto, era tutto terreno, e invece hanno creato questa strada che va a collegare meglio il quartiere. Ad esempio qui stanno costruendo la metro per collegare questa zona al resto della città. Ok, in questo momento siamo entrati in Hezuozie. In realtà in questa zona solitamente proprio davanti a quel negozio si organizzano delle vere e proprie bische clandestine in mezzo alla strada. Quello che vedete lì di fronte è un ristorante che serve carne di cane. Proprio quei due caratteri sono Goro, ovvero carne di cane. Ecco il secondo ristorante che serve carne di cane nella zona. Visto qua c'è la metro, che prima non c'era, è stata un ottimo inserimento perché collega velocemente questa parte della città alle zone più centrali. Se volete mangiare una buona malatan, andate qua. Questa è un'altra via, anche abbastanza importante, ma non importante quanto Hezuozie. Qua c'è un Xintiandi, che è una catena di supermercati H24. Qua invece si può mangiare un ottimo Hefan, molto buono. Qua fanno il pane buonissimo. Qua c'è Malatan. Qui c'è uno che fa gli spiedini, c'è Laolio che fa gli spiedini non buoni, buonissimi. Siamo molto vicini al mio barbiere. Poi vedo dopo 多少钱？20，现在只有20的，38的不卖。
Allora, capelli tagliati, ho pagato la modica cifra di 20 yuan, quindi 2,50 euro. Mi sembra accettabile il rapporto qualità-prezzo. Adesso vado a mangiare dal mio amico che avete visto nella foto l'altro giorno, quello lì pelato che fa degli siomai buonissimi. Hello. Hello, Ciao. ciao. In pratica con 4 euro mi sono tagliato i capelli e ho pranzato. Vedete quel cancello? Prima non c'era. Però ad esempio dietro di me possiamo vedere un residence con il cancello. Allora in pratica la maggior parte dei residence in Cina sono con il cancello, cioè il 99%. Qui c'è come un residence vero e proprio, quindi con la recinzione, vari punti di accesso. Durante il lockdown a Shenyang in pratica bisognava misurare la temperatura ogni volta che si usciva o si entrava nel residence. Quindi nei residence senza cancello hanno messo questi cancelli che non hanno più rimosso. Secondo me anche per paura di una seconda ondata, in modo tale da poter controllare l'uscita e l'ingresso delle persone in queste circostanze. Quello che avete appena visto è un cartello che il locale dietro di me ha messo per la ricerca di un cuoco per fare un certo tipo di panino e per il capo, comunque il direttore della bottega. Ora, il ipotetico cuoco può arrivare a guadagnare 4.000 yuan, circa 520 euro più o meno, se non sbaglio, mentre il direttore può arrivare a guadagnare circa 5.500 yuan, circa 700 euro. Allora ragazzi, io mi avvio verso casa. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividetelo e se vi va iscrivetevi su Instagram o su Facebook. 再见。